buonasera a tutti. Mi piacerebbe cominciare questa serata raccontandovi una storia. Come tutte le storie che si rispettino, anche questa è una storia che comincia con un c'era una volta. E allora, c'era una volta un re. Ricevette in dono 2 piccoli falchi e chiamò un maestro falconiere per addestrarli. Si mise subito al lavoro. E il primo falco si librò ben presto nell'aria, iniziò a volare, mentre il secondo non ne voleva sapere. Se ne stava fermo, appollaiato sul ramo di un albero e non si muoveva. Allora il re promulgò un editto, chiamò alcuni consulenti e promise una lauta ricompensa a chiunque fosse riuscito a far volare quel falco. Si presentò un contadino. Di lì a pochissimo il falco iniziò a volteggiare sui suoi giardini. E allora lui chiese: ma quale artifizio hai utilizzato? Curioso. Il contadino rispose: nessuno, ho tagliato il ramo. Ecco, io ho voluto prendere in prestito questa storia zen perché sono rimasta molto colpita dalla metafora di quel ramo che a mio avviso rappresenta le consuetudini, le strade che abbiamo percorso fin qui, quelle che ci hanno fatto sentire sicuri e che anche quando si rivelano meno sicure o addirittura pericolose sono difficili da cambiare. Ecco, a volte bisogna avere il coraggio di tagliare quel ramo, tagliare quei lacci per tracciare una via per noi stessi, ma anche per gli altri. Perché ho raccontato questa storia? Perché stasera parliamo di cambiamento e ne parliamo con 3 persone molto diverse fra loro, per esperienza, per generazione, ma che hanno un ruolo comune, ovvero quello di difensori dell'ambiente. Le loro storie credo che possano ispirare, che possano contaminare. Comincerei da Davis Bonanni e lo farei con una citazione. La citazione è questa, è molto semplice: è difficile che qualcosa cambi se continuiamo a comportarci nello stesso modo. A dirlo era un pensatore, uno scienziano, niente meno che Einstein. Ecco, ne parlo con lui perché di cambiamenti ne ha fatti parecchi, o meglio, la sua svolta è stata a 360 gradi, quindi da tecnico informatico a contadino della domenica, a contadino dell'autosufficienza, scrittore. Ecco, vorrei partire da una tua frase, da un tuo libro. Tu dicevi: vivere secondo natura migliora la vita. Che cosa vuol dire vivere secondo natura? E davvero la vita è migliore? Lo è ancora a distanza di un po' di anni da quando hai pubblicato questo libro? Ma io sono partito nel mio cambiamento da abitante, come dire, indigeno della Carnia, ma che stava diventando forestiero in Carnia, ovvero ero uno di quei tanti giovani che comunque, avendo effettuato un percorso di studi in un ambito non legato al territorio, sarebbe presto diventato un cervello in fuga. Quindi da lì è cominciato il mio cambiamento, quando il mio percorso di avvicinamento appunto alla natura, al territorio, è cominciato impensabilmente da un articolo scritto su una rivista scientifica, Focus, che parlava di autosufficienza alimentare. Autosufficienza alimentare nei primi anni 2000, quindi abbastanza in un periodo in cui, diciamo, l'ecologismo era ancora qualcosa della nicchia. Io in questo articolo, che descriveva persone che si ritrasferivano nell'Italia rurale per vivere di agricoltura, di autosufficienza, di attività legate al territorio, ho visto una possibilità di rimanere abitante appunto indigeno del territorio, quindi di non diventare una di quelle tante persone che alla fine sarebbe diventata estranea al suo paese natale. Quindi vivere nella natura non è andare in cima alla montagna, costruire una capanna, fare l'eremita e queste cose qua, ma vivere nella natura vivendo della natura, cioè delle possibilità, delle risorse fisiche e spirituali che il territorio ci offre. La mia chiave
in questo riavvicinamento è stato l'autosufficienza alimentare, cioè accorgendomi di quanto era stato perso in sole 2 generazioni, perché mia nonna sostanzialmente viveva di autosufficienza alimentare, mangiava biologico, mangiava a chilometro zero, tutte cose che a noi oggi sembrano moderne e per nulla scontate, viveva anche di una sorta di autosufficienza energetica, era stato perso frettolosamente in Carnia e in Italia e nell'Occidente tutto nell'arco di 2 generazioni. Io mi sono chiesto, c'è del valore in quello che abbiamo perso e io posso recuperarlo in una chiave, diciamo, più attuale? A 18 anni la mia risposta è stata sì, quindi ho cominciato questo viaggio, che è stato prima di tutto un viaggio alimentare, perché è partito appunto dalla coltivazione di un piccolo orto, che mi ha riportato a vivere in contatto con la natura, appunto in questo senso qua, no? Cercando di utilizzare in maniera responsabile le sue risorse. A 15 e più anni di distanza posso confermare, insomma, che è stato assolutamente una scelta positiva. Immagino non sia stato un cambiamento indolore, immagino che tu abbia pagato un prezzo. E come lo hanno accolto amici, parenti, famiglia? Era un'esperienza abbastanza forte. Sì, noi viviamo, ci sembra di essere immersi in un eterno presente, no? Un presente accelerato, ma non ci rendiamo conto che solo appunto 15 o 20 anni fa tutto di quello di cui parliamo oggi a proposito del pianeta, dell'ambiente, della salvaguardia, si aveva difficoltà addirittura a trovare le parole, a trovare la semantica. Io in un paese di 400 abitanti dove le problematiche ambientali non sono vissute come in una città, in una megalopoli, ho fatto una grossa fatica a comunicare questa mia istanza al cambiamento, da qui il titolo del primo libro, Pecora Nera, no? È stato prima non tanto la difficoltà di un cambiamento materiale, che c'è stata perché io ho dovuto recuperare tutto un saper fare, che si era andato perdendo, diciamo, in un paio di generazioni, ma è stata una difficoltà di affermare la propria diversità, voglia di cambiamento, identità comunque in una comunità piccola di montagna, dove sostanzialmente per mia madre era una tragedia che io lasciassi un lavoro a tempo indeterminato da tecnico informatico per, tra virgolette, fare contadino. Poi da lì, appunto, quello che dico io è stato un viaggio di conoscenza del saper fare, di viaggio alimentare, perché io ho cambiato molte cose appunto anche della mia dieta, ed è stato un viaggio di avvicinamento al territorio, non attraverso semplicemente la vista, il percorrere il territorio, il descriverlo, ma attraverso le attività quotidiane. Diventa una cosa molto più intima, no? Vivere il territorio attraverso un'attività. Tu parli di autosufficienza produttiva. Fino a poco tempo fa, in tempi di globalizzazione spinta, questa poteva sembrare un'affermazione anacronistica, ma forse oggi non più. Che cosa rappresenta per te l'autosufficienza produttiva e in cosa sei autosufficiente? In quali settori? Allora, anche lì il tempo che passa. Oggi col nuovo governo si è insediato il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Cosa che per tutti, diciamo, secondo me gli anni 90 e i primi 2000, quando uno si faceva l'orto, il mantra generale era: ma tanto non ti conviene. Se valuti le ore che ci metti di lavoro, le spese che hai, tanto non ti conviene. Perché eravamo stati convinti, secondo me come degli indigeni che accettavano acriticamente una certa proposta di progresso, che tutto quello che era legato al passato era qualcosa di antieconomico, di scarso valore, da poveri, eccetera, e che non conveniva più prendere in considerazione niente del nostro patrimonio. Io sono partito nel mio progetto di autosufficienza chiaramente da un piccolo orto, ma poi questo viaggio
si è allargato, sono passato a produrre fino tranquillamente a 3/4 di quello che io vedo nel mio piatto, di quello che metto a tavola. Questo significa in Carnia anche ritornare a seminare il frumento. Ritornare a seminare il frumento quando solo forse il più anziano del paese si ricordava di aver visto un campo di segale in paese, quindi ritornare a fare il pane in casa, in questi giorni ritornare a fare il mosto di mele, cioè tutta una serie, non l'orto nel senso come autosufficienza della verdura, ma ristorare tutta una catena di mezzi di produzione, di saper fare, di continuità per riuscire a mettere in tavola, ti assicuro che non è assolutamente una cosa banale, almeno 3 cose su 4 di quelle che consumo sono mie. Questo è un viaggio che continua e che poi è sfociato in un'azienda agricola perché è l'estensione naturale della mia autoproduzione al territorio. Cioè io divento produttore per la sovranità alimentare del mio paese che era Raveo. Un'esperienza la tua che ha ispirato altre persone, appunto grazie ai tuoi libri, grazie al blog, anche se ultimamente forse sei meno attivo sui social, quindi un'esperienza per molti, ma forse non per tutti, è una vita che porta parecchi vantaggi, ma forse qualche sacrificio, qualche rinuncia sì. Io chiaramente sono arrivato abbastanza lontano, no, nel mio percorso. Tante persone che abitano in altri contesti, che hanno un lavoro che li porta magari in città, che hanno un'altra serie di impegni, potrebbero dire per me tutto questo è impossibile. No? Io a 18 anni ho avuto un'intuizione, chiaramente confusa, chiaramente vaga, forse romantica, forse utopica, però quello che sono riuscito a fare è stato ogni scelta che mi si poneva davanti la facevo in quella direzione, no? E da lì, mattone dopo mattone, quindi scelta dopo scelta, uno riesce da un punto di partenza qualsiasi ad arrivare a un punto di destinazione. Ognuno può partire appunto molto lontano dai suoi obiettivi, potrà raggiungerli o no, però questo è l'importante, cioè avere, per questo dico che oggi viviamo in un eterno presente che ci strattona, no? Che ci trascina, no? In cui passiamo da un'emergenza all'altra, no? Fare una scelta precisa oggi è un valore, portarla avanti, essere quasi tetragoni, fermi nei propri intendimenti diventa un valore, no? Chiaramente ho avuto la fortuna di nascere in Carnia, però ho avuto anche il merito di accorgermi, perché nel momento in cui comunicavo la mia scelta, forse il sentimento normale era che con la globalizzazione si sarebbe diventati quasi cittadini apolidi del mondo. Oggi, passata una pandemia, entrando in una crisi energetica che neanche io mi sarei aspettato, trovo sempre molte più persone che capiscono che sono riuscito a vedere abbastanza lontano. Ecco, la contaminazione. Chi vuole accostarsi alla tua esperienza, al tuo stile di vita, può farlo attraverso un progetto di woofing che tu hai avviato nella tua fattoria, la posso chiamare fattoria. Sì. Ecco, come funziona? Funziona che io nel periodo primaverile estivo ospito, se tu vuoi venire a fare una settimana a vivere nella natura, vivendo della natura e provando ciò che significa la routine mia, della mia compagna, di chi mi dà una mano, vieni, noi ti ospitiamo, tu a seconda delle tue capacità, delle tue possibilità, delle tue energie, lavori con noi, mangi con noi, dormi con noi, eccetera, e quindi ti immergi per una settimana, 2 settimane, 3 settimane, quello che concordiamo, e provi, perché ci sono tantissime persone attratte dal cambiamento, no? Attratte da questa idea di rottura con la società, però poi la vita quotidiana è un'altra cosa.
e hai anche dei surplus, delle eccedenze che rivendi, quindi insomma hai dei profitti. Tu qualche anno fa scrivevi, ti cito ancora, si può essere felice con 200 euro al mese. Ecco, forse magari le tariffe adesso le dobbiamo rivedere, però è ancora vero? Allora, diciamo questo dato, che era un dato che io avevo preso agli inizi, forse poi parlare di soldi in Italia è sempre diventa scandaloso perché è un tema veramente difficile da toccare. Quello che volevo significare io è che se uno abita in una zona rurale e fa delle azioni di autoproduzione e va verso un'idea di decrescita dei propri consumi, può diventare meno dipendente dal denaro, chiaramente mai indipendente, perché non siamo un'isola, in questo senso qua. Io ho ridotto le mie necessità, scaldo la casa completamente a legna, ma questo da sempre, e mi sembra una cosa banale in Carnia. E quindi ho costruito, diciamo, dei pilastri di indipendenza attorno all'autoproduzione. Io oggi, accanto chiaramente alla produzione per me, sono anche un'azienda agricola. Siamo un'azienda agricola perché siamo in 3 a fare questo, quindi c'è la vendita, ci sono gli ingressi economici, ci sono tutte le dinamiche economiche, questo per le necessità che io non riesco a soddisfare in maniera autonoma. Ed è evidente che in un mondo come il nostro, no, riporto sempre questa cosa che io mi sentivo dire all'inizio: fare l'orto non conviene, perché eravamo inondati da prodotti che costavano ormai talmente poco che ci convincevano che la possibilità che avevamo noi di coltivare non era attuale. Oggi, se vediamo i prezzi dell'ortofrutta, mangiare frutta e verdura è una cosa tra virgolette da ricchi. Se uno quantifica quanto possiamo fare in 100 metri quadri di orto, possiamo cominciare a parlare tranquillamente di svariate centinaia di euro. Quindi perché chi abita appunto il Friuli è sostanzialmente un grande paese, non ci sono anche dal centro di Udine la prima campagna quanto dista? 2 km, 3 km, quindi è un grande paese, quindi abbiamo questo tessuto. Io ho solo voluto riattivare delle risorse del territorio, inizialmente in una maniera privata, perché l'autoproduzione dà fastidio perché non può essere censita, non può essere regolamentata, non può essere tassata. C'è un ambito di incredibile libertà dove il conflitto fra produttore e consumatore è risolto nella stessa persona. Ed è un grande valore per una transizione verso un sistema di vita più sostenibile. Appunto, se vogliamo fare un investimento, appunto, per chi sempre è in zone rurali, acquistare un pezzo di terra può essere un investimento sensato. In questi giorni sentiamo parlare di reddito di cittadinanza, di riforma delle pensioni, di quota 103. Mi viene da chiederti, se pensi al tuo futuro, come vedi la tua terza età, che anziano pensi che sarai? Hai paura del futuro? Pensi che proseguirà in questo solco la tua vita o qualcosa dovrà cambiare? Ma sono già cambiate tante cose, perché come dicevo, a 18 anni c'era l'utopia, c'era il romanticismo, c'era l'idealismo, c'era l'idea più spinta di essere radicale, di essere indipendente, eccetera. Poi se ho strutturato un'azienda agricola e anche pensando al mio futuro. Si creano delle radici molto profonde nella vita di un contadino. Una bella frase che posso dire che essere contadini non è un mestiere, è un modo di essere, è un'identità. Io non potrei mai andare via dal mio territorio semplicemente perché ho cominciato a piantarci alberi, quindi ho fatto un investimento a lunghissimo termine.
questo ritornare a saper fare, che diventa quasi una mania, interessarsi a tutto, a tutte quelle che potevano essere i lavori tradizionali, i saperi tradizionali, dà molta sicurezza proprio fiducia in se stessi, perché tu sai che mal che vada hai delle abilità, che puoi cavartela, che hai già trovato degli ostacoli, delle cose da imparare e l'hai già fatto, no? Non di meno vivere appunto in un contesto rurale, facciamo un esempio sempre energetico, dove io mi taglio la legna e mi riscaldo la legna, sono completamente indipendente da qualsiasi scenario geopolitico, do una sicurezza, no? Do una sicurezza e do una fiducia, quindi io nel futuro insomma lo vedo sia lo vedo in Carnia, lo vedo positivo, lo vedo bene, insomma. Un'ultima domanda: sei diventato papà da pochi giorni, qual è la via sulla quale vuoi che si incammini tuo figlio? Quali saranno le indicazioni che gli darai? Allora, io sono dell'84 e sono stato una delle ultime generazioni che alla scuola eravamo, diciamo, in età da scuola media ed eravamo stati liberi di andare in giro per i boschi a fare capanne. Sapevamo cos'erano i Blaudins, non so se qualcuno qua nel pubblico sa, cosa sono i Blaudins sono una liana, sarebbe la vitalba che si fuma, e noi a 12 anni non fumavamo sigarette ma andavamo nel bosco e fumavamo la liana, una roba terrificante. Eravamo assoldati dall'oste del paese, in osteria a 12 anni, andavamo a travasare le damigiane di vino, cioè prendendo dei ragazzini erano comunque investiti di una responsabilità, perché travasare il vino è una responsabilità, e gli veniva data fiducia, no? Oppure a 16 anni facevamo già il succo di mele con i miei amici, perché uno a casa lo faceva, quindi lo facevamo anche noi, aveva l'attrezzatura. Poi non so mio figlio cosa farà nella vita, mi piacerebbe che passasse attraverso un'adolescenza anche fatta di cose di saper fare, no? Di cose di materialità, di rapporto appunto col territorio, di conoscenza del territorio come l'ho vissuta io, no? Io forse poi sono riuscito a rimanere abitante indigeno proprio perché quei boschi, quei prati, quei luoghi che oggi io frequento magari da agricoltore, li ho frequentati prima da ragazzino e quindi li riconosco. Grazie. Allora, prima di passare ad Elsa Merlino vorrei leggere 2 dati di cronaca, non bellissimi. Secondo l'IPBES, piattaforma intergovernativa che ha lo scopo di valutare lo stato della biodiversità e dei servizi ecosistemici, siamo di fronte a un declino senza precedenti della diversità biologica. Il rapporto rivela che circa 1 milione di specie animali e vegetali sono a rischio di estinzione. Circa il 75% delle terre emerse e il 66% degli ambienti marini sono stati modificati significativamente dall'attività umana. E dal 1900 a oggi, nella maggior parte degli habitat, le specie autoctone sono diminuite del 20%. Ecco, come dicevo, non sono dei grandi dati. Elsa Merlino è balzata agli onori delle cronache come la ragazza che ha fermato le ruspe, ma soprattutto che ha fatto scoprire a molte persone l'importanza dei prati stabili, perché la sua storia è cominciata proprio dai prati stabili in maniera forse casuale. Ricordami come è iniziata tutta questa vicenda. Buonasera a tutti. Questa vicenda inizia proprio infatti a casa mia, come Davis magari frequentava da sempre la Carnia. Io sono nata e cresciuta lungo le sponde del torrente Torre, a Clumulacco, e quindi una mattina del febbraio scorso mi sono indirizzata verso i prati che frequentavo solitamente fin da quando sono piccola, e subito alla mia attenzione è ricaduta una grande movimentazione di terra, cioè questi prati erano ricoperti da materiale inerte, quindi da cumuli e cumuli di ghiaia e terra, detta in maniera banale,
e ruspe e macchinari vari che stavano tagliando alberi o piante e distribuendo, diciamo, questi materiali, quindi cumuli distribuiti sui prati. Anche un'immagine, insomma, banale per rendersi conto di cosa stava succedendo è che tutta questa terra stava soffocando i prati. E da lì è iniziato tutto, nel senso che io sono una studentessa di scienze ambientali all'Università di Udine. Sono nata e cresciuta a Campagnola, i miei mi hanno avvicinato al mondo della natura, da cui poi non me ne sono più andata, insomma. Quindi la mia passione principale è la natura. E quindi subito ho capito quel giorno che c'era veramente qualcosa di grosso che non andava, perché anche i miei studi, insomma, mi permettono di capire che quel posto non aveva quindi solo una valenza dal punto di vista proprio sentimentale per me, ma una valenza proprio dal punto di vista ambientale ed ecologico, ed è qui che si riconnette proprio la mia storia in realtà con i dati abbastanza violenti che hai appena illustrato. Perché i prati stabili ai più sono sconosciuti. Quando dico prato stabile, ne parlavamo prima con Davis, appunto, la differenza è facile: ai più un prato è verde e appunto un campo terra è marrone. Ci sono tante differenze anche tra terra e suolo, tra prati diversamente proprio. I prati stabili che cosa sono? Sono degli ecosistemi, dei biotopi molto importanti dal punto di vista naturale. In Friuli non ci rendiamo conto forse dell'importanza che hanno anche per il nostro territorio, non solo dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista storico e culturale, perché in realtà fino a 50, 60, 70 anni i nostri nonni li usavano proprio per creare il foraggio, quindi sfalciavano questi campi per poi dare da mangiare ai propri animali per sopravvivere, quel genere di sostentamento di cui parlavamo prima. Quindi storico-culturale ma ecosistemico, perché i prati stabili, che sono quindi quelli che vengono definiti semi-naturali nei termini in cui noi umani ci dobbiamo avere a che fare, li sfalciavamo e quindi i prati stabili ancora oggi vengono sfalciati, se no andrebbero ovviamente verso diverse successioni, quindi banalmente in lungo termine diventerebbero dei boschi questi prati, ma sono importanti da far rimanere prati proprio dal punto di vista della biodiversità. Perché? Perché la maggior parte delle specie che si trovano nei prati stabili sono particolarissime, sono autoctone e vivono solo lì, solo nei prati stabili. La famiglia più importante che si può nominare è quella delle orchidacee, quindi orchidee, che tante persone forse hanno visto anche semplicemente nei negozi dove vengono vendute, e si ignora il fatto che facendo una bella passeggiata nei prati stabili che abbiamo a macchia di leopardo su tutto il territorio friulano si possono vedere delle specie autoctone e quindi da preservare di orchidee. Ce n'è tanti, insomma, vi invito veramente anche solo a googolare, a scrivere su internet orchidacee, prati stabili e vedrete che meraviglia, insomma, saranno per i vostri occhi. Quindi nel momento in cui io vedo questo cantiere sui prati stabili mi mobilito immediatamente e contatto varie persone, l'ente preposto al controllo, la Guardia Forestale, associazioni come Lega Ambiente che mi ha subito dato supporto, perché ovviamente non sai cosa devi fare in cose del genere, non ti insegnano come gestire qualcosa che tu credi sia sbagliato ma che sta avvenendo nei termini possibilmente legali, no? Nel senso che questi territori, io so che sono di proprietà del demanio, quindi sono regionali, e che qualcuno aveva la gestione di questi prati. Questo qualcuno però non ha adempiuto al suo dovere nei termini legali, ma ha commesso un abuso in questo caso. Perché io non ho mai usato queste parole, ma ora a distanza di questo tempo, di questo anno, insomma, le dirò ad alta voce, che sono due parole banalissime, che però non lo sono. Questi prati erano diventati una discarica a cielo aperto. E questo ha un'importanza negativa gigantesca, proprio sotto tantissimi punti di vista. Proprio dall'indifferenza delle aziende, delle amministrazioni o comunque di chi sia il preposto, il baluardo che dovrebbe tutelare, insomma, questo tipo di servizio, perché ricordo che non sono solo i miei prati di cui io sono affezionata, ma la natura tutta, gli alberi, le piante, gli animali sono un servizio ecosistemico, sono un bene e un diritto di tutti. E ripeto, non lo dico io, cioè, visto che è questa associazione che ci invita, si occupa di Costituzione, della valenza, no, della legalità, alcuni articoli della Costituzione delineano l'importanza della tutela ambientale, che sia un diritto di tutti. Quindi
Mi sono ovviamente mobilitata e dopo le mie mobilitazioni, le mie chiamate, i lavori si sono interrotti temporaneamente. Poi sono stati fatti dei rilievi e per mia felicità, così dicono appunto i giornali, la vittoria, il cantiere è stato delineato come un abuso edilizio e c'è stata la firma da parte del sindaco del mio comune affinché venissero ripristinati questi prati stabili. E qui viene un altro dato notevole rispetto al fatto che questi prati stabili non si formano in qualche decina d'anno. L'importanza che hanno questi prati deriva anche proprio dal modo in cui si sono creati, no? Noi, e qui si parla appunto di nuovo di importanza nel conoscere il proprio territorio, nel capire dove ci troviamo, quindi conoscere per poi capire l'importanza che hanno questi territori. La pianura veneto-friulana si è tutta formata grazie ai fiumi. I fiumi che hanno depositato in milioni di anni detriti, quindi pianura alluvionale sa proprio del fatto che è stata portata tutto ciò dai fiumi, sono detriti. I prati stabili o magredi sono le steppe friulane, quindi qui piove molto di più che nelle steppe del nord Europa, dell'Europa nord-orientale, ma sono steppe a tutti gli effetti. E l'importanza deriva proprio dal fatto che appunto quindi questi terreni vanno preservati perché hanno un limite sottilissimo, dai 30 ai 50 cm di terreno fertile in cima a queste centinaia di metri di sassi su cui noi camminiamo ogni giorno, ma non sappiamo che ci sono. Quindi l'importanza dei prati stabili ha una valenza, ripeto, storico-culturale, ambientale e non finirei più nell'elenco delle cose per cui sono importanti e banalmente, come dicevamo prima, danno casa, tutti questi sassi e questi 30 cm di terreno fertile danno casa a tantissime piante che poi danno casa e cibo a tantissimi insetti impollinatori e così a catena si formano le appunto suddette catene trofiche, quindi tutta una serie di legami e di interconnessioni tra piante, animali, funghi, batteri, virus, perché tutto è fondamentale. La mia storia si può riassumere secondo me in poche parole in realtà. Ho fatto un gesto banale che però ha avuto un sacco di valenza e io ho voluto premere sul fatto che questa storia insomma, avesse eco e quindi ho cercato insomma, supporto tramite la rete, tramite un mio ora amico, un blogger che si occupa di etnobotanica, quindi del rapporto importantissimo tra gli uomini e le piante, gli uomini e la natura da sempre. Lui si chiama Giacomo Castana, il suo blog è Prospettive Vegetali, proprio per rientrare un po' nelle prospettive dei vegetali. Creando eco in questa storia ho voluto far capire la ripetibilità della mia azione, che quindi ha una valenza veramente ripetibile. Tutti noi dobbiamo diventare un po' più guardiani del nostro territorio, no? Partendo dal conoscerlo per rispettarlo di più e per capire l'importanza che ha per tutti noi, ovviamente, in questo senso qua. Ecco, ripetibilità. Si è già ripetuto, questa è una storia che è finita bene, ma ne ha ispirata un'altra che ti vede protagonista di nuovo o comunque coprotagonista. Di cosa si tratta? Diciamo che appunto la mia storia mi ha inserito in una rete di l'eco della mia storia mi ha inserito in una rete di persone che cercano supporto, che cercano aiuto e che insomma si vogliono supportare a vicenda. Quindi questa storia ha scatenato a livello regionale, ma non solo, a livello nazionale, perché mi hanno scritto veramente tantissime persone da tutta l'Italia, sia per farmi complimenti, cosa che mi ha ovviamente riempito il cuore, perché banalmente io ho solo salvato casa mia, ma aveva avuto un bellissimo impatto questa storia, sia tantissime persone per chiedermi una mano. Come hai fatto? Lo voglio fare anch'io, devo anch'io salvare casa mia. Fino a che appunto a novembre, quindi 6 mesi dopo, diciamo, quindi un anno fa, mi scrive un signore da un altro posto, sempre lungo l'Assa del Torre, da Percoto, dove un altro, diciamo, cantiere si stava sviluppando dentro l'alveo del Torre. Io, mossa veramente dall'interesse che ho per queste zone, che ho per il mio territorio, sono andata in prima persona. E da qui poi è questo che è stato bello, perché in primis si è formato un comitato chiamato I Guardiani del Torre, che sembra proprio un titolo da film d'azione ormai, nei giorni d'oggi, I Guardiani del Torre, e sono orgogliosa nel dire che la scorsa settimana ci siamo istituiti invece come associazione, senza scopo di lucro ovviamente, perché? Perché anche lì si sono mosse tante persone per lo stesso fine, quindi anche lì si è sempre cercato di avere un'anda poco polemica, ma più costruttiva o più di domande, perché nessuno nasce imparato, si tratta del fatto anche solo di fare le domande giuste. Come per la mia storia, io ho alzato la mano, ho fatto 3 domande giuste
ci sono delle leggi regionali, direttive europee a favore di questi ecosistemi, non me lo invento io, e quindi di nuovo lungo la Strada del Torre si è formato un altro movimento sano, diciamo, a favore della tutela del proprio territorio. E quindi i Guardiani del Torre, Neo-Associazione, si pone proprio l'obiettivo in realtà di parlare di queste cose, di tutela ambientale, di ripetibilità, del protagonismo delle persone comuni, perché io l'ho provato sulla mia pelle, non pensavo che sarebbe stato possibile, ma a quanto pare si può, le cose si possono cambiare, non è facile come, nessuno ti insegna come andare contro tante cose per quanto siano sbagliate, ed è giusto che qualcuno inizi a farlo. E io, sempre in maniera molto banale, lo dicevo prima, mi ci sono sentita costretta nel farlo, cioè non c'era alternativa. Così per Gabriele è stato poi questo signore, questo ragazzo che mi ha chiamato da Percoto, che poi appunto attorno al cui si sono veramente ritrovate tantissime persone con la stessa volontà, quindi quella in realtà di fare qualcosa di buono per salvare il nostro territorio. Tu hai proposto anche l'istituzione della figura del garante dell'ambiente. Sì. Una figura deputata a fare cosa, prima cosa? Secondo, non dovremmo essere noi stessi, ciascuno di noi, un po' garante dell'ambiente e smetterla di voltare la faccia dall'altra parte quando vediamo qualcosa che non va? Assolutamente. Io devo dire che mi sento molto fortunata e sono stata fortunata. Non sono tutti fortunati come me nel vedere diciamo, risolto un problema del genere così in breve tempo, perché un mese dopo è stato firmato l'atto da parte del sindaco, quindi diciamo per me è stata veramente tosta ma breve, con un buon fine. Ci sono tante persone che si battono e non hanno questi buoni risultati, che spendono una vita intera magari appunto dietro a delle problematiche irrisolvibili per qualche motivo, burocrazia italiana, muri e questioni del genere. Quindi sono totalmente d'accordo con te nel dire che dovremmo essere tutti guardiani del Torre, del tagliamento, di qualsiasi zona o diciamo appunto servizio che crediamo sia importante. Il problema è che spesso ci si trovano dei muri davanti, quindi che cos'è la figura che propongo io, che propone Giacomo, il mio compare e amico di Prospettive Vegetali? Una figura che aiuti la comunicazione prima di tutto tra i cittadini e magari le amministrazioni, chi è di dover prendere le decisioni dall'alto e chi dal basso magari vuole capire, vuole avere un confronto, un conforto tante volte, e credo che manchi una figura di mezzo per facilitare cosa poi, perché chiunque di noi diventi un po' in realtà il guardiano della propria piccola zona, anche solo, perché credo che ognuno di noi si muoverebbe se gli toccassero casa propria. Per me quei prati, quel fiume, quel torre, quel corso d'acqua è casa mia, quindi era inevitabile. Chiunque di noi, penso, si muoverebbe se fosse il proprio piccolo spazio a essere toccato. E quindi basterebbe una presa posizione di questo genere qua. C'è da dire che spesso non basta. Quindi un garante del verde è una figura che io proporrei in ogni comune italiano come persona che faciliti il confronto, il dialogo e che quindi riesca ad unire due mondi che in realtà spesso sono distanti anni luce, le amministrazioni e i cittadini, e questo credo che al giorno d'oggi farebbe veramente tanta la differenza. A Milano esiste, è stato creato, queste tre figure dei garanti del verde sono più o meno state create. Il modo in cui vengono scelti poi è anche importante ovviamente, no? Se rientrano come scelte dell'amministrazione diventa solo una propaggine di un'amministrazione. Se ci fosse una possibilità più vera di coinvolgere cittadini in un ruolo del genere, che coadiuvi questo rapporto, quella sarebbe credo la chiave di volta per interessare sempre di più la popolazione e anche per far sì che insomma, diventiamo tutti un po' parte della risoluzione del problema, no? E quindi poi del cambiamento, perché se no purtroppo rimane tutto come al solito. Un'ultima domanda, hai ricevuto un premio di tutto rispetto, sei stata insignita del titolo di ambientalista dell'anno, un onore ma anche un onere, una responsabilità. Ecco, come conti di affrontarla, che progetti hai per il futuro? Allora, l'anno scorso a dicembre sono stata eletta appunto da Lega Ambiente Nazionale e da Nuova Ecologia come una tra le 8 ambientaliste dell'anno, tra gli 8 ambientalisti. E come dicono loro, non abbiamo vinto noi 8, non ha vinto
colei che è stata nominata l'ambientalista, diciamo, dell'anno, abbiamo vinto tutti proprio perché c'è questo senso comune che ci unisce di necessità di far sentire la propria storia e la propria voce. Questo premio, il premio Luisa Minazzi ambientalista dell'anno, per me è stato enormemente d'orgoglio, perché ovviamente in realtà mi sono trovata insieme a altre 7 persone da tutta Italia che hanno speso la propria vita tramite associazioni o singolarmente dietro a delle problematiche sociali o ecologiche, appunto, e sono stati di ispirazione gigantesca per me. Ho parlato con persone meravigliose e questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quell'esperienza lì per me è stata veramente abbastanza benzina sul fuoco. Lo dico spesso questa metafora perché per me il fuoco si era già acceso, è quella cosa che, lo dico prima, la mia passione più grande è la natura. Questo è stato il primo passo. Il secondo può essere questa associazione, una mia associazione che è un mattoncino messo, si spera, nella posizione giusta affinché tantissimi altri mattoncini si delineino e che poi si possa costruire qualcosa tutti insieme, perché credo che l'insieme sia ovviamente fondamentale. Far parte di questi 8 ambientalisti dell'anno mi ha riempito di gioia ovviamente, ed è stato bellissimo poter andare a Casale Monferrato, una cittadina in cui c'è un sentimento vivissimo di comunità. Perché? Perché a Casale Monferrato è successa una delle tragedie più grandi dovute all'amianto, ovviamente, no? All'Eternit, lì c'era l'azienda dell'Eternit e quindi ancora oggi ci sono visibilmente i segni e i danni che ha fatto l'amianto nelle popolazioni, nelle famiglie di delle persone che sono mancate, tra cui Luisa Minazzi. Il premio a colei che è stata proprio appunto di ispirazione a questo premio, affinché si ricordi colei che ha speso la vita, Luisa, per il bene di tutti e perché si fermasse questo scempio gigantesco. E quindi non ti posso neanche spiegare cosa è stato per me, perché ero incredula, sono tuttora. E in questi giorni, tra l'altro, si sta per ricreare di nuovo il premio Luisa Minazzi ambientalista dell'anno 2022. Invito infatti chiunque, insomma, ad aprire questa pagina di nuovo per informarsi su quante persone si spendono in realtà a livello nazionale per tutti noi in realtà. Bene. Passerei al prossimo ospite che non ha bisogno di presentazioni e lo introdurrei con una poesia, una breve poesia. Acqua di monte, acqua di fonte, acqua piovana, acqua sovrana, acqua che odo, acqua che lodo, acqua che squilli, acqua che brilli, acqua che canti e piangi, acqua che ridi e fuggi, tu sei la vita e sempre, sempre fuggi. Queste sono le parole della poesia Acqua di D'Annunzio, una poesia che più di ogni altra rappresenta il cosiddetto panismo d'annunziano. Partiamo proprio dall'acqua e ne parliamo con Franceschino Barazzutti. Ci provo a presentarlo, ma come dicevo non ne ha bisogno. Ex sindaco di Cavazzo, presidente dell'Associazione Sindaci del Terremoto, presidente del Comitato Tutela delle Acque del Bacino Montano del Tagliamento e chi più ne ha più ne metta. Autore soprattutto di tante battaglie per l'ambiente nelle terre alte. Dicevo, partiamo dall'acqua, partiamo dal bacino naturale più esteso della regione, il lago di Cavazzo, o lago dei Tre Comuni come vogliamo chiamarlo. Negli ultimi anni è cambiato profondamente, il lago è malato. Che cosa sta succedendo al lago? È cambiato non solo negli ultimi anni, è cambiato da quando è entrata in funzione la centrale idroelettrica di Somplago, allora della Società Adriatica di Elettricità, SADE. E è stata costruita, appunto, è entrata in funzione nel 58. Chi era innanzitutto la SADE? La SADE, azionisti per lo più industriali veneziani, veneti. Eravamo usciti dalla seconda guerra mondiale distrutti, occorreva energia e quindi ci si è buttati sull'acqua.
E allora questa società ha avuto rapidamente le concessioni, anche perché il suo presidente era stato un po' ministro, di derivare praticamente tutte le acque della Carnia, tranne quelle del torrente But, e portarle in due centrali, quella di Ampezzo, le acque dell'Alto But, dell'Alta Carnia, e quella di Somplago, tutte le acque meno quelle del But. E allora un bambino come me, nato sulle sponde del lago di Cavazzo, dei tre comuni, Amena, lì, Somplago, il lago era il luogo prescelto da noi, da tutta la muleria dei paesi che gravitavano attorno al lago, Interneppo, Alesso, Somplago, Mena, perché era un lago meraviglioso. Acque temperate, clima temperato, pescosissimo. E allora durante le vacanze noi eravamo sempre sulle rive del lago. Pesca, barche, bagni. Quando mia madre a me diceva "Anin mo frutta, anin a girare il fem", a me veniva male. Io il fieno lo avevo bruciato nel campo, nel prato, perché quell'ora lì, dall'1 alle 2, dalle 13 alle 14, era il momento in cui abboccavano le carpe grosse. Io ne ho pescate di 3,7 kg, ecco. Ho visto un pescatore di Somplago che ne fuori uno di 12 kg, ecco. E quando la Sade ha costruito la centrale, e ho visto a seguito dello scarico delle acque fredde, gelide, che provenivano dalla Carnia attraverso un sistema di gallerie lunghe 85 km circa, scaricate dopo essere state turbinate nel lago e anche torbide, perché in Carnia piove spesso d'estate, e anche perché quei corsi d'acqua hanno carattere torrentizio e quindi trasportano fango. È stato un disastro. Il lago è cambiato così, ma è cambiata anche la temperatura della valle, da mite, e si producevano le ciliegie, i fichi, le donne di Interneppo andavano a vendere a Gemona Tolmezzo le ciliegie, i fichi, ecco, è cambiato tutto. E da allora io ho avuto la spinta a interessarmi dell'acqua, partendo dal lago, per poi salire su ai corsi d'acqua della Carnia, che sono rimasti solo corsi ma senza d'acqua, perché sono stati prelevati per convogliarli su nell'Alta Carnia, tutto i corsi dell'alto tagliamento nel bacino di Sauris artificiale, che carica la centrale di Ampezzo, di Plan del Sac. Ma anche quelle acque lì di scarico vengono catturate e portate al bacino di Verzeglis, unitamente a quelle residue del tagliamento dei suoi effluenti del Legano, al bacino di Verzeglis, che carica a sua volta la centrale di Somplago, che scarica le acque turbinate nel lago, e solo alla fine, rovinando il lago, viene scaricato nel tagliamento, e il tagliamento noi lo troviamo arido su, e la sua acqua la troviamo allo scarico del lago. È stata una filosofia tremenda a monte di quel progetto lì. La filosofia seguente: acqua è uguale a kilowattora. Se potevano avrebbero strizzato anche le montagne pur di tirare fuori acqua e di mandarle in turbine. Le acque della Carnia, tutte, meno quelle del But, ripeto, sono state mandate in turbina. Se andate a Preone, fermatevi sul ponte, guardate a monte e a valle, non c'è un filo d'acqua nell'arco del tagliamento, non c'è. Questo creato dissesti idrogeologici tremendi. Ecco.
Questa filosofia è passata allora. Io comprendo che avevamo bisogno di energia per ricostruire l'Italia, ma non si può andare avanti con questi estremismi. È passata questa logica, anche perché c'è stata tutta una campagna di imbonimento di dire oh, avremo lavoro, avremo corrente elettrica, eccetera, sarà lo sviluppo della montagna. Sì, c'è stato lavoro finché si trattava di costruire le centrali, le gallerie e tutte le opere connesse. Finito questo, non c'era più lavoro. C'è stato un flusso migratorio tremendo in Carnia, delle forze più giovani, all'estero e in Italia. E ci siamo guardati, ci siamo accorti che l'acqua non c'era più nei fiumi, non c'erano i torrenti. E la corrente elettrica dove era finita? Tra Licci e Cavi, giù a Venezia, giù a Marghera, eccoli, i veneziani, a suo tempo, ai tempi della Serranissima, avevano sfruttata la Carnia per i suoi boschi, per il suo arsenale. Nel 50 ha sfruttato le acque della montagna della Carnia per lo sviluppo industriale loro. Ora, che cosa occorre fare per liberare dal fango il lago? Allora, questa battaglia dura da decenni, perché ci siamo resi conto che la causa è lo scarico della centrale. Del resto c'è una foto famosa quando un giorno hanno messo in moto le turbine e dallo scarico della centrale è uscita l'acqua torbida, no? E la foto indica, ecco la causa, appunto. E allora bisogna intervenire sullo scarico della centrale, che non deve finire nel lago. Questa è la richiesta di decenni e decenni di tutta la popolazione delle amministrazioni comunali della Val del Lago. Alla fine, recentemente, dopo tante battaglie, assemblee, dibattiti, c'è stata una produzione legislativa regionale. Primo, nel 2018 viene pubblicato dal bollettino ufficiale il piano regionale di tutela delle acque, che dice che al lago va ripristinata la sua naturalità e fruibilità anche turistica. Questo indirizzo del piano regionale di tutela delle acque è legge, È legge. Ha avuto una procedura interessante, tant'è che nel 2014 già la quarta commissione consiliare della regione che si interessa di ambiente, in sede di esame della bozza del piano, considerando il fatto che a causa della derivazione del consorzio irriguo Leda Tagliamento Ospedaletto, che toglie l'acqua al tagliamento per mandarla giù nei canali e irrigare il Friuli centrale, il tagliamento a valle è quasi in secca, hanno detto sì, bisogna dare acqua al tagliamento, bisogna contemporaneamente prendere lo scarico del lago e portare acqua al sistema di irrigazione, ma contestualmente, dice, questo avverbio lui, bisogna ripristinare anche la naturalità del lago di Cavazzo dei Tre Comuni. Poi, in sede attuativa di quanto prevede il piano regionale, il 6 agosto del 2019 esce pubblicata una legge che prevede la costituzione di un tavolo di lavoro presso l'assessorato all'ambiente chiamato Laboratorio Lago dei Tre Comuni, con il compito di studiare come realizzare un bypass che porti le acque di scarico dalla centrale a valle del lago, cioè che non entrino nel lago, visto che sono la causa. Ecco, quindi questo gruppo di lavoro, a cui partecipano anche gli esperti nominati dai comuni,
avrebbero dovuto in tempi brevi proporre un progetto, ma al giorno d'oggi non hanno prodotto niente, con di più. Questi del consorzio idrotratamento, adesso che si chiama Consorzio di Bonifica Friulana, che si occupa di portare l'acqua per l'irrigazione al Medio Friuli, ripropongono la derivazione dallo scarico del lago che porti l'acqua al loro canale per irrigare, il che condiziona terribilmente il livello del lago, perché la centrale non lavora sempre a 3 turbine, può funzionare con una, con 2, con 3, a seconda della domanda dell'energia, ma alle volte è anche ferma, perché non ha interesse, se non c'è richiesta di energia, di consumare l'acqua che sta su ad Azelis. Quella è preziosa, la utilizzano quando c'è alta richiesta di energia e anche alto prezzo dell'energia che viene venduta. Quando la centrale non scarica acqua nel lago, il canale di scarico drena acqua dal lago e il livello si abbassa terribilmente, e questo avviene in particolare quando il consorzio ha bisogno di irrigazione. Sia ben chiaro che innanzitutto bisogna mangiare, per mangiare bisogna che siano i prodotti dell'agricoltura, e il Medio Friuli non ha acqua propria, non ha, perché è in falda l'acqua. Ecco, però noi diciamo questo: si faccia contemporaneamente la derivazione irrigua e contemporaneamente il bypass. Si sistema il lago, si dà l'acqua all'agricoltura, si dà l'acqua al tagliamento e si risolvono così i problemi. Ma lì occorre, poiché è uno snodo fondamentale, lì ritroviamo tutta l'acqua del tagliamento della Carnia, e quello scarico del lago lì alimenta la falda, quella falda da cui il vostro acquedotto, l'acquedotto del Friuli centrale, attinge l'acqua, e poi la falda va giù sotto e poi giù nella bassissima friulana riemerge con le fontane. E allora non si può intervenire con interventi spot, ma occorre un piano preciso, razionale, che tenga conto di tutti i bisogni. Ecco, in quel punto fondamentale che è lo scarico del lago di Cavazza. A questo punto noi martelliamo la Regione perché dal gruppo di lavoro Laboratorio Lago esca un progetto di bypass. E sempre alla Regione bisogna guardare per un altro rischio, un'altra minaccia che si chiama SIOT. SIOT sta per Società Italiana Oleodotto Transalpino, che ha presentato 4 progetti, 3 dei quali hanno già ottenuto l'autorizzazione, una in itinere, per realizzare delle centrali di cogenerazione ad alto rendimento, in sintesi per portare il greggio, o meglio per fluidificare il greggio che transita da Trieste all'Austria, e quindi le stazioni sarebbero Paluzza Cercivento, Sonplago, Reana del Roiale, San Dorligo della Valle. Avete anche un tavolo tecnico che è fissato per il 1° dicembre. Quali sono i vantaggi economici per pochi, temo, e quali sono i rischi che questi progetti portano con sé? L'oleodotto è stato costruito a metà degli anni 60. Il suo tracciato, come mai è finito per la Val del Lago? È finito per un motivo semplice, che a Sonplago, sulla riva nord del lago, c'è la grande centrale idroelettrica di cui abbiamo parlato prima, in grado di fornire energia elettrica alle pompe della centrale di pompaggio della SIO, per pompare il petrolio su verso l'Austria. Questo è il vero motivo perché la stazione di pompaggio è finita lì.
ma quasi adiacente e separata dalla centrale solo da una strada comunale, per risparmiare, per non costruire tralicci e trasportare l'energia elettrica. Una scelta, un luogo sbagliato da un punto di vista ambientale, perché hanno collocato sulla riva nord questa stazione di pompaggio con un enorme serbatoio. Allora, da allora hanno sempre utilizzato la corrente elettrica per pompare il petrolio. Adesso di colpo dicono: noi non abbiamo più bisogno della corrente elettrica della centrale, quella della rete. Vogliamo essere autonomi e per questo vogliamo installare 2 cogeneratori di elettricità e di calore lì nella stazione di pompaggio, funzionanti a metano. Sentite, a metano. In un momento in cui c'è una crisi mondiale per questo metano e c'è una filosofia nuova che dice che qua tutti i malanni ambientali dipendono dalle emissioni di carburanti, no, in atmosfera. Ma ce n'è ancora una bella, che sul plago il metano, la rete del metano non c'è. È in zone industriali di Trasakis, oppure è su sotto il mezzo. Dovranno fare una condotta con relativa servitù per portarlo sino lì. Ma la questione è un'altra, che negli anni 70, l'autostrada che doveva per il secondo il piano urbanistico regionale passare per la Valle del Tagliamento, no, l'hanno dirottata nella Valle del Lago, con 2 enormi gallerie, un viadotto enorme, spaventoso, che passa sopra il lago, con alcuni piloni addirittura piantati sul fondale del lago. Una distruzione vera e propria. Abbiamo già quell'inquinamento noi lì, dell'autostrada, acustico e atmosferico. Perché è un'autostrada internazionale, il transito è elevatissimo. E ci aggiungiamo anche lo scarico inquinante di 2 cogeneratori a metano in una valle stretta che a nord, tra l'altro, ha la rupe di San Candido, in cima alla quale sta la chiesa di Ceslan, sulla, vedete, quando uscite dalla galleria e sulla sinistra vedete che figurarsi quando soffia il vento di sotto, ecco lì la rupe fa muro e la gente deve vivere in quelle condizioni lì. Ma non è accettabile. Io ho scritto a suo tempo, avendo presente tutte le infrastrutture che hanno collocato nella Valle del Lago, che è la valle degli errori e degli orrori, l'hanno ridotta. E noi stiamo combattendo contro questa cosa, ben consapevoli di chi abbiamo di fronte. Abbiamo di fronte non la SIOT, quello è solo una sigla, perché la SIOT è solo la società che gestisce il tratto italiano da Trieste al passo di Montecroce dell'oledotto, questo tratto. In Austria c'è già un'altra società. I padroni della SIOT, i padroni non della SIOT, dell'oledotto, sono le grandi multinazionali del petrolio e del gas, tra cui Eni, le società inglesi, americane, eccetera, eccetera. Questi sono i colossi che abbiamo di fronte, ai quali la nostra regione a statuto autonomo si inchina reverente e attacca il MUS là dove questi grossi aziende mondiali ordinano e loro ubbidiscono. E l'assessorato ha approvato rapidamente, senza una valutazione di impatto ambientale, ha approvato l'installazione dei cogeneratori a Soplago. 2 ciminiere alte, 15 e 16 metri. E poi parlano di
di sviluppo turistico del lago, di recuperarne. È una contraddizione. È una contraddizione. Ma c'è di più. C'è di più. Perché c'è il decreto legislativo del 2006, 152, legge nostra, che dice che un progetto di quel genere lì non si deve analizzare singolarmente, ma nel contesto in cui cade, facendo la somma degli inquinamenti, quindi l'inquinamento che produrrebbe questi inceneritori più quello dell'autostrada, e siamo ben fuori dalla norma. E inoltre c'è la Convenzione internazionale delle Alpi, sottoscritta nel 91 da tutti gli stati che gravitano sulle Alpi, dalla Slovenia al Principato di Monaco. È una convenzione internazionale recepita nelle leggi nazionali e quindi ha valore in Italia, i cui protocolli sull'energia dicono che quegli impianti lì non si devono fare nelle valli alpine. Non ha tenuto conto di niente questo assessorato all'ambiente, niente. Ma va detto una cosa: SIO, Società Adriatica, Società Italiana di Avalotto Transalpino, ecco, Trieste, presidente triestino, lasciatemi dire, assessore all'ambiente triestino. Ai miei tempi, erano i tempi del terremoto, ho avuto un passaggio in consiglio regionale come consigliere, ma i friulani comandavano in regione Comelli, Biasutti, perché i Friuli sono 1 milione di abitanti e Trieste sono 200.000. Qui bisogna che la classe politica friulana difenda il Friuli, lo difenda. Ecco, questo è. Noi ci troviamo a fare una battaglia contro questi colossi e abbiamo la regione che sta dalla parte di questi colossi. Ci accingiamo, se faranno questi bruciatori, questi impianti, ecco, a convivere con un ambiente inquinato dai gas combusti del metano, ecco, oltre alle particelle di polvere, in una valle stretta. Questa è la situazione. Il 1° dicembre ci hanno convocati a seguito dell'approvazione in ordine del giorno che dovevano convocare tutti i portatori di interessi ad affrontare il confronto con l'assessore, la SIOT, avendo però dalla nostra parte un documento interessante che è lo studio elaborato dall'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, APE, con sede in Gemona, che ha preso il progetto della SIOT e l'ha vagliato per bene, calcolando la quantità di inquinamento, le tonnellate di anidride carbonica, di ossido, eccetera, eccetera, di acido nitrico e tutte queste cose. Ma finale dice che quel progetto lì non porta nessun miglioramento energetico, al contrario solo inquinamento, e che è fatto solo per una speculazione economica. Punta, perché gli ecogeneratori sono considerati eccetera, no? Punta ai cosiddetti certificati bianchi, che sono soldi che vengono pagati da tutti gli utenti del sistema elettrico, anche con le bollette, che vengono versati poi a questi signori qui. Questa è l'obbrobrio, la situazione. Una necessità di smetterla di inquinare per evitare questi disastri che ci sono, e loro bruciano metano. Dicono che lo fanno per essere indipendenti. No, io dico che lo fanno per essere dipendenti dal signore che sta al Cremlino. Bene, ci avviamo verso la conclusione. Prima di dare spazio alle domande del pubblico, vorrei fare una domanda, la stessa domanda a tutti e tre.
La introdurrei con un antico proverbio, un motto del popolo navajo, che dice: non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli. Ecco, quindi magari ciascuno di noi ha la possibilità di fare qualcosa nella propria quotidianità, nel suo piccolo, o di non fare qualcosa per riuscire a mantenere questa terra e a tramandarla a chi di diritto deve averla, cioè i nostri figli. Ce l'avete una massima, una norma di comportamento, un appello che potete rivolgere a ciascuno di noi, qualcosa che portiamo a casa e che possiamo mettere in pratica? Ma quotidianamente, ogni volta che aprite il rubinetto di casa, dobbiamo porci un interrogativo: da dove viene, come viene, chi la governa. Io la battaglia non la faccio solo sul lago di Cavazzo e sui fiumi della Carnia, la faccio anche sul servizio idrico. Non è possibile che l'acqua da bere, quella del rubinetto, sia gestito, no, da società anonime. Nel nostro caso, qui in modo particolare, abbiamo il CAFC, che significa Consorzio Acquedotto Friuli Centrale. Ho visto che si è trasformata in società per azioni. Per necessità qui tutti i comuni hanno dovuto mettersi assieme, perché non avete le fonti come le abbiamo noi in Carnia, perché la nostra regione dal punto di vista dell'acqua è divisa in tre parti: la montagna in cui l'acqua scorre abbondante, il medio Friuli in cui scorre sottoterra e il basso Friuli dove sono le risorgive. E allora ogni situazione deve avere le soluzioni. In Chiarnia i nostri vecchi non facevano un paese o un borgo se sopra non c'era una sorgente, e non ha aspettato che venisse il 12 Venezia per portare l'acqua, prendere la sorgente, Palla e Piccone l'ha portata nella fontana, che era il posto, uno dei posti dopo la chiesa più importante del paese, e la latteria. Adesso hanno levato la gestione ai comuni per darla alle società. Ecco, allora questo è sbagliato. La gestione dell'acqua va tenuta sul posto, specialmente nelle piccole comunità. Il suggerimento per tutti noi qual è? Perché l'acqua è un elemento coagulante dello senso di comunità. Voi qui, ecco, avete questo consorzio grande perché non avete sorgenti. Nella bassa la risolvono perché basta che non viene fuori spontaneamente in bottiglie ed in casa. Ma la mia ricetta per la Carnia è che la gestione dell'acqua torni ai singoli comuni, alle singole comunità, perché si possa dire che la canzone O c'è buino l'acqua fresca di Ludario, quella di Ludario, ecco, ognuno possa cantare così: oh che buona l'acqua fresca del mio paese, e che si faccia carico della gestione di quel paese, di quell'acqua lì. Ecco. Bene, passiamo a Davis. Ma io forse che più che un'azione vorrei dare un dato e una riflessione su questo dato. È stata fatta una stima che se noi pesassimo tutti i mammiferi presenti sul pianeta Terra, il 36% di questo peso sarebbe costituito da umani, il 60% di questo peso sono animali allevati da umani, il 4% è la fauna selvatica. Questo vuol dire che noi dobbiamo renderci conto che i nostri problemi derivano dal fatto che ci siamo presi tutto, perché siamo tanti e perché abbiamo tante pretese. Quindi la riflessione secondo me deve cominciare non da che cosa fare, ma da che cosa non fare, cioè a che cosa possiamo rinunciare piano piano, giorno per giorno. Perché sostanzialmente noi sul pianeta Terra abbiamo i problemi che hanno discusso i due interlocutori, derivano anche e soprattutto da questo, cioè che siamo diventati una specie pervasiva
e siamo talmente tanti, talmente presenti e consumiamo talmente tanto che non sappiamo più da dove prendere le risorse, dove buttarle quando le scappiamo. Quindi il Green New Deal non è fare altro, ancora, non è aggiungere sopra, ma cominciare a cercare di ottimizzare, togliere, rinunciare, eccetera, eccetera. Elsa? Allora, mi riattacco a quello che ha detto Davis e invito tutti, sono quella che invita stasera a andare a casa a guardarsi le cose, ma Il peso delle cose, programma gratuito su Rai Play, 3 episodi, importantissimo, che aiuta. E dico questo non perché appunto rilancio cose altrui, ma perché dai buoni programmi televisivi, quei pochi che ci sono, si può comunque imparare tanto, da persone che ne sanno e parlano di questi argomenti. E mi riattacco al discorso delle risorse, no? Un altro dato che ogni anno il giorno, l'Overshoot Day, il giorno in cui noi consumiamo tutte le riserve della Terra, si arriva prima, no? Si accorcia sempre di più il tempo. A noi, come popolazione mondiale, al giorno d'oggi servirebbero 2 terre. 2 terre e tutto ciò che comporta a livello di risorse, 2 pianeti, cosa che ovviamente non ci possiamo permettere. E stiamo crescendo, lo vediamo, abbiamo toccato l'altro giorno i 9 miliardi, in maniera velocissima, e non ci fermeremo. Quindi credo che, se tu hai chiesto una massima, mi è venuta in mente una frase che a me fa paura anche solo dirla. Credo che il minimo indispensabile che noi possiamo fare per salvare la cosa è il massimo che possiamo fare. Ed è difficile, si parte dalle piccole cose, dal fare, dal non fare. Credo che ognuno di noi, se facesse un passettino, iniziare a fare un minimo passettino, gli altri potrebbero venire da sé, gli altri passi sono più facili. È una camminata lunghissima, faticosissima. E come dicevamo prima, siamo veramente mangiati dal presente noi adesso. Se non vogliamo farlo, se non riusciamo a farlo per le generazioni future e non riusciamo a farlo per il rispetto che abbiamo per le generazioni passate, dobbiamo iniziare a farlo per noi adesso. Perché già oggi stiamo vivendo crisi dovute per esempio ai cambiamenti climatici, solo che magari non le viviamo in prima persona, ma stanno già accadendo e saranno sempre più sull'uscio di casa nostra, lo sono già, solo che tanta gente non se ne rende conto. Quindi il minimo indispensabile è proprio fare il massimo, ed è un lavorone, ma spetta a tutti noi per meritarsi di essere una specie buona per questa terra e non invasiva come siamo diventati.